Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Questa sera all'interno della Via delle Donne ospitiamo 2 autrici, donne, che hanno la bellezza di scrivere al femminile ed è una cosa molto delicata che bisogna sottolineare perché non è da tutte. Io non voglio togliervi del tempo e voglio lasciare a voi la presentazione dei vostri libri e poi sarò curiosa di capire proprio il significato del cognome, perché non ci avevo mai pensato ed effettivamente è così, però lascio poi a voi dire il perché. Grazie mille di essere qui e è un piacere ascoltarvi. Grazie all'assessore Katiuscia Doretto. Scusami, non so perché mi veniva un altro cognome, invece va benissimo. Sai che a Prata abbiamo la sindaca che si chiama Katia, l'assessore che si chiama Katia, quindi è un nome che torna e che porta bene evidentemente, per quello a volte mi confondo. Ringrazio anche Nadia Perin, la bibliotecaria, che si è molto spesa per l'organizzazione di questi incontri, la libreria che è qui a disposizione con la vendita dei libri e il nostro tecnico audio, ma soprattutto vi chiedo insomma di far sentire il nostro benvenuto alle nostre ospiti Aurora Tamigio e Emanuela Canepa. Facciamo un applauso così. È stata una piacevole unione, una bella idea, insomma, quella che ci è venuta, anche perché voi già vi conoscevate, poi magari ce lo raccontate, e perché avete scritto 2 romanzi che a distanza di tempo, a distanza di luoghi, sicuramente in situazioni molto diverse, ma hanno molti punti in comune che possono essere interessanti proprio per questa rassegna, La Via delle Donne. Stiamo parlando di Resta con me, sorella, pubblicato da Einaudi, stile libero Big, e del Cognome delle Donne di Aurora Tamigio, il cognome delle donne di Aurora Tamigio come romanzo d'esordio. Qui invece abbiamo un terzo romanzo. Abbiamo delle protagoniste molto intriganti, interessanti, qualcuno ha già avuto modo di assaporare la lettura di questi libri. Abbiamo un periodo storico che accomuna almeno in parte le 2 storie, e abbiamo proprio questa volontà di riscatto, di emancipazione, di far valere la propria personalità, la propria femminilità e i propri diritti. Quindi io parlerò pochissimo perché abbiamo le 2 ospiti che avranno un sacco di cose da raccontarci, e vi chiedo proprio di partire da qui, di raccontare brevemente così il vostro romanzo con questo taglio, con questo sguardo proprio alle donne, alle protagoniste, Anita e Noemi da una parte, e qui invece abbiamo 3 sorelle, ma soprattutto anche la mamma, Selma, la nonna, Rosa, insomma c'è una famiglia che passa proprio attraverso la figura delle donne. Da chi cominciamo? Decidete voi. Da Emanuela. Emanuela, tu hai già deciso, quindi Emanuela, a te l'onere e l'onore di aprire le danze, così insomma puoi anche svelare il vostro contatto, la vostra conoscenza. Tu sei un po' maestra, ecco, anche hai visto nascere, no? Dicevi il romanzo di Aurora, quindi siamo collegate, c'è un motivo, ecco, per cui siamo qui. Benvenuta. Grazie a tutti voi anche per l'invito. Sono contenta di scoprire Caorle, perché io sono romana, però abito in Veneto da 25 anni, vivo a Padova, e tuttavia a Caorle ancora non ero mai capitata, quindi il vostro campanile lo conosco di fama, ovviamente essendo celeberrimo, ma è stata questa la mia prima occasione, quindi fa sempre piacere scoprire una regione che è stata molto accogliente con me, e non ero tanto sicura. Io quando sono venuta qui 25 anni fa avevo un po' paura, oddio, la vostra non è la stessa regione, però voglio dire il nord-est, consideriamolo una cosa unica, diciamo così, perché poi culturalmente ci sono molti motivi di contatto, ed ero un po' spaventata, essendo terra, come dire, di fondazione leghista, avevo paura di essere accolta un po' male, però mi ricordo che all'inizio, i primi anni, ho fatto proprio un attentissimo lavoro sulle R e sulle B, perché noi a Roma le R le riduciamo, le doppie, le B le raddoppiamo. Ho fatto proprio un controllo feroce sulla mia pronuncia, poi mi sono detta vedete, mi è uscito il romanesco, se mi vogliono mi vogliono, se non mi vogliono pazienza. Quindi invece no, devo dire che il nord-est è sempre stato eccezionalmente accogliente con me, quindi non mi sono mai sentita male accolta, anche perché forse ho sposato un locale e quindi questo mi ha aiutato, ha aperto le porte. Hai avuto la cittadinanza. Assolutamente. Quindi, allora, la domanda è impegnativa, quindi parlare delle donne. In realtà, guarda, comincerei dicendo una cosa un po' provocatoria. Io ho scritto 3 romanzi, quasi 4, diciamo, nel senso
romanzo, è anche un racconto lungo, e molto spesso mi sento domandare: ma come mai nei tuoi romanzi gli uomini sono sempre in secondo piano? E il sottotesto è: c'è una motivazione ideologica, c'è una forma, come dire, di aggressività latente? Io sono sempre stupefatta da questa domanda. Ma un uomo, noi lo domandiamo mai perché gli uomini nei suoi romanzi sono in primo piano? Cioè, tu scrivi una storia, racconti una storia, se a te vengono in mente dei personaggi femminili, è chiaro che saranno quelli che tenderai a mettere in primo piano. Io mica lo faccio ideologicamente perché voglio, come dire, lateralizzare le figure maschili, assolutamente. Mi viene così, perché queste sono le mie storie. Però noto che agli uomini questa cosa non si domanda mai. Agli uomini con personaggi maschili nessuno chiederà mai: ma perché le donne sono un po' in secondo piano? Quindi tutto questo per dire che la questione della scrittura femminile da cui siamo partiti è un po', come dire, difficile da trattare, no? Ha una sua complessità, perché c'è un problema nel mondo editoriale attuale, italiano, contemporaneo, e cioè che a leggere sono molto più le donne che gli uomini. Guardatevi intorno, siete uno spaccato assolutamente rappresentativo, abbiamo quest'unico eroe qui presente e poi siete tutti femmine, assolutamente. È un figurante. C'è poco da fare, siamo proprio, come dire, la prova provata, no? La prova del 9. Allora esiste quest'idea, e guardate che ce l'hanno in testa tanti operatori anche apicali del mondo dell'editoria, che le donne leggono robetta, per cui siccome leggono produciamo robetta per loro, perché le donne non hanno alte ambizioni in letteratura, e spesso quindi la questione della scrittura femminile finisce per sovrapporsi a questa cosa qua, cioè la scrittura femminile scritta da donne con protagonista donne è in genere una produzione letterariamente un po' bassa, intrattenimento, diciamo così, per non usare proprio una parola insultante. A me questa cosa indispone, non so se vi stupisce, ma mi innervosisce non poco. È chiaro che esiste una letteratura di intrattenimento femminile, come ne esiste una di intrattenimento maschile, anche per gli uomini ci sono cose di bassa lega, però le donne leggono di più e quindi in un certo senso salta più agli occhi la letteratura divulgativa femminile rispetto a quella maschile. Per cui è molto difficile questo tema, perché quando ti parlano di scrittura femminile spesso le due cose si sovrappongono e invece non dovrebbe essere così. Ecco, questo è il problema. Detto questo, però, la tua domanda era più precisa e non me la ricordo più. No, certo, presentiamo magari brevemente proprio qualche tratto delle protagoniste, dico soprattutto, ma perché, come giustamente hai tu spiegato, naturalmente in questi due romanzi spiccano soprattutto le donne, ma non solo, in entrambi ci sono anche degli uomini che hanno dei ruoli, e dunque raccontiamo un po' chi è Anita e cosa si trova a vivere. Dunque lei negli anni 20 decide si autopunisce, diciamo, decide di rinchiudersi di farsi rinchiudere nel carcere della Giudecca per salvare la vita familiare, perché il fratello, questo è proprio l'inizio del libro, non stiamo spoilerando, ha commesso un reato, lei se ne prende la colpa per un motivo molto pratico, perché il fratello guadagnava molto di più, anche lei lavorava ma con uno stipendio molto più basso, dunque incarcerare lui voleva dire condannare il resto della famiglia alla povertà. Dunque tu parti da una situazione proprio di prigionia, di clausura, di un contesto molto restrittivo. Anita dove cerca la sua espressione, la sua emancipazione, la sua libertà, no? Ne abbiamo parlato anche proprio nel pensiero, nell'amicizia, nella possibilità di immaginare, di studiare. Raccontaci un po', Anita, come l'hai immaginata tu, no? Cosa ci vuoi raccontare con questo personaggio? Sì, direi che tu hai toccato i due punti centrali, nel senso che una è la premessa indispensabile del romanzo e l'altra è, come dire, la narrazione calata nella biografia di un personaggio. La premessa, che è quella da cui sono partita, la questione della disparità di stipendio non era semplicemente guadagnare di più, guadagnare di meno. Agli inizi del Novecento anche le donne che lavoravano guadagnavano in maniera ridicola rispetto agli stipendi maschili, per cui la decisione di Anita di assumersi la responsabilità di questo reato compiuto dal fratello è una scelta di sopravvivenza, perché quello era il tempo in cui veramente le donne erano pagate quando lavoravano una miseria, per cui questa è stata, come dire, la premessa di storia delle donne da cui sono partita. Poi appunto la conseguenza è che questo personaggio finisce in carcere e non è una donna che può essere minimamente preparata, perché viene da una famiglia che sicuramente non era il tipo di condizione per cui ci si potesse aspettare una fine in carcere, e quindi inevitabilmente viene attratta dall'unico personaggio che c'è in quel carcere, che come lei è sopra le righe, è diversissima da lei, non ha niente in comune con lei, però sicuramente
è diversa dalle altre, e questa loro diversità in qualche modo diventa un collante, un motivo di avvicinamento. E la mia idea è stata quella di raccontare come due donne, paradossalmente in un carcere, quindi in un luogo dove c'è il minor grado di libertà possibile, arrivano invece a concepire una sorta di piccolissimo sogno, non hanno grandissime ambizioni, una piccola ambizione, perché il carcere tenuto dalle suore è un luogo dove alle donne viene continuamente ripetuto: c'è per voi una sola speranza di salvezza, che è che uscite da qui, qualcuno vi sposi, perché se non c'è questa possibilità per voi non avete altro che la strada, non rimane che la strada. Queste due ragazze che si sentono ripetere ossessivamente questa cosa, insieme, diverse da tutte le altre, appunto concepiscono un'ambizione. Forse però nella nostra vita possiamo fare qualcos'altro, non è detto che ci sia solo il futuro che ci prospettano le suore. E il paradosso è che questo avviene proprio all'interno del carcere, che è il luogo meno libero possibile. Io ho preso, e con ciò chiudo e passo la parola perché mi sembra che sto monopolizzando, ma ho preso un'osservazione che mi è stata di grandissima utilità da un libro di Goliarda Sapienza che si chiama L'università di Re Bibbia. Goliarda Sapienza è un'autrice che è stata molto riscoperta negli ultimi anni, è stata in carcere negli anni 70 più o meno per qualche mese per un furto, e uscendo dal carcere appunto ha deciso di scrivere questo piccolo saggio che si incentra su un'osservazione che mi ha veramente molto colpito. Lei mi ha detto: lei diceva, non mi ero resa conto, uscendo, finché sono stata nel carcere, che un carcere è un luogo in cui non ci sono uomini, quindi lo sguardo maschile non si posa mai su di te. Ed è un paradosso, ma l'assenza dello sguardo maschile ha determinato in me una sensazione di libertà che, quando poi sono tornata nel mondo e ho ricominciato ad essere circondata da uomini che mi guardavano, ho sentito di aver perduto, perché in una società a base patriarcale un uomo che ti guarda è un uomo che ti sta dicendo chi sei. Lo sguardo maschile è normativo: tu sei una donna, vuol dire che non godi della stessa libertà di cui godo io. Il fatto stesso di guardarti in un certo senso ti rimette al suo posto. E invece in quei 7-8 mesi di carcere, circondata solo da donne, la Sapienza, uscendo, si è reso conto che questa paradossalmente per lei era stata una forma di libertà. Non ci sono stati uomini a dirle anche solo guardandola chi era o cosa doveva fare. Questo ci dà proprio un gancio per arrivare anche al cognome delle donne e alla storia che hai scritto tu, Aurora, perché sentendoti parlare, Emanuela, penso ad altre gabbie che si possono creare, oltre al carcere della Giudecca, dunque un carcere fisico. Quello che troviamo nella Sicilia, diciamo tra gli anni 20 e gli anni 80, questo è un romanzo che tocca vari decenni attraverso la storia di una famiglia, è un altro tipo di prigione, forse questo è un termine un po' forte, però di fatica, sicuramente di mancanza d'aria e di libertà, che è proprio forse lo sguardo. Adesso sto elaborando questo pensiero mentre lo dico, no? È lo sguardo che vincola, è lo sguardo che indirizza certi comportamenti piuttosto che altri, è lo sguardo che giudica, che anche a volte che condanna, no? Perché anche alcune amicizie tra uomini e donne che si trovano in questo romanzo vengono giudicate, criticate, spettegolate, eccetera eccetera. Anche a te chiedo un po' di parlare delle tue, io penso soprattutto alle tre sorelle, perché la maggior parte del romanzo è diciamo dedicata a loro, ma in realtà la storia parte dalla nonna Rosa, che insomma dà il via a questa generazione a questa famiglia che viene raccontata, dove appunto le tre figlie di Selma le cresce comunque con uno spirito libero, anche attento alla bellezza, ai dettagli, alla cura. Poi loro si trovano per il mondo e con caratteri molto diversi cercano un modo per esprimersi. C'è Patrizia, che è la più grande, che in qualche modo si sente anche la responsabilità di far crescere le altre sorelle nel bene e nel male. La più piccola forse ha un po' lo spirito più libero. Come si relazionano con questa gabbia sociale, possiamo dire, che era la Sicilia di quegli anni? Come te la sei immaginata, la loro voglia di esprimersi e di emergere in un mondo comunque complicato e complesso, a partire dalla loro figura paterna, insomma, che non è una figura proprio semplice, ma lascio raccontarlo a te. Grazie a tutte e a tutti di essere qui e anche di avermi dato l'occasione con questo invito di chiacchierare ancora una volta con Emanuela, che è in effetti, come hai detto tu molto bene, è la mia maestra, senza un po', è la mia maestra, perché conosce questo romanzo da prima che ne esistesse una riga, lei già lo conosceva.
Diciamo che il tema che Manuela sollevava, che poi è quello dello spazio, è stato uno dei temi attorno al quale ho costruito il Cognome delle Donne. In particolare questo è un romanzo sulla memoria del femminile, sull'eredità e sulla memoria, e in particolare la memoria è lo spazio che qualcuno, qualcosa occupa nel tempo, e di conseguenza intorno allo spazio che le persone, a partire da quelle della nostra famiglia, ma che le donne occupano nella società, hanno occupato nella storia, diciamo questo tema comunque si riconnette allo spazio fisico, come tu dicevi, quindi alle gabbie, ai recinti, e in effetti l'etichetta stessa di, come dicevamo prima, di letteratura femminile, anche quella è un recinto. Ogni volta che ti mettono un aggettivo attaccato al tuo romanzo diventa un recinto, e io in questi 2 anni ho ricevuto infinite etichette, e poi siccome non sono per niente permalosa me le segno tutte, e per esempio una di quelle da cui volevo iniziare a raccontare, una tra l'altro delle meno cattive, è che il mio romanzo è un Leoni di Sicilia marxista e femminista. E io mi sono molto offesa perché sono del segno del leone, e sono tornata a casa e ho raccontato a mio marito questa cosa, e lui in realtà mi ha detto: vabbè, buono marxista e femminista, no? Che ti devi lamentare? E in effetti poi ci ho pensato e mi sono presa questa etichetta. Il problema però è che ogni volta che ti mettono un'etichetta tu sei quella cosa lì, non sei nient'altro, e questo si adatta anche alle storie che io racconto in questo romanzo. Diciamo che c'è un'ossessione, credo nell'editoria italiana, per le storie di donne forti, perché si immagina che le lettrici, cioè proprio questa etichetta, proprio copyright, donne forti, perché si immagina che le lettrici, come diceva Manuela, è schiacciante il rapporto nel nostro mercato lettrici-lettori, vogliano leggere storie di donne forti. Che può anche essere vero, perché si vuole essere ispirate, perché si vuole essere anche guidate, magari a volte i libri fanno questa cosa, in certi momenti della propria vita ti portano da una parte e dall'altra. Io però fortemente, mentre scrivevo anche questo libro, rifiutavo quest'idea della donna forte, questa dittatura della donna forte nei romanzi, perché invece mi interessava raccontare tutte quelle che sono state personalmente alle mie spalle, e anche in un percorso di riscoperta di come sono stati i percorsi personali delle donne della mia famiglia. Poi questo romanzo non è la storia della mia famiglia, però ne trae ispirazione, perché volevo cercare di raccontare e anche di riscoprire quella che è stata una piccola storia delle donne nel Novecento, e questo romanzo in effetti prende il via negli anni 20 e arriva fino agli anni 80 del Novecento in una galoppata molto lunga, perché sono 60 anni molto intensi di storia del paese e soprattutto di storia delle donne, perché attraversa alcuni momenti ufficialmente sanciti come momenti fondativi della storia e dei cambiamenti delle donne nel paese, il voto del 46, l'arrivo della legge che smetteva di rendere illegale l'aborto. Quindi alcune di questi passaggi ci sono nel romanzo, e quello che di cui non ho sentito l'esigenza, ma devo dire anche non l'ho sperimentato andando in giro a raccontare questo romanzo in serate come queste, è che ci sia una differenza tra l'ambientazione nel sud Italia o un'altra ambientazione. Devo dire, io questa gabbia non l'ho sentita particolarmente, tant'è che in realtà io all'inizio avrei voluto che il romanzo neanche portasse sulla Letta, che era ambientato in Sicilia, un po' per fare un gioco con i lettori e le lettrici, ma perché non era rilevante questa ambientazione, tranne nella misura in cui, come dicevo, questo romanzo si ispira alla mia famiglia, e io l'unica famiglia che ero in grado di raccontare è quella che conosco, quindi una famiglia che dai paesi dell'entroterra siciliana si è trasferita in una grande città che parla questa lingua. Oltretutto poi nella mia famiglia c'è stato un processo di abbandono del dialetto, perché nel momento in cui si è fatto una sorta di salto di classe il dialetto era considerato una cosa da abbandonare, quindi io non ho sentito tanto parlare dialetto dalle mie zie e da mia mamma, però ovviamente il dialetto poi si infila nelle lingue, ci sono parole intraducibili, e queste stesse parole intraducibili io le ho riportate nel libro, perché effettivamente è impossibile dargli una traslitterazione.
E quindi diciamo che tra tutte le gabbie che mi interessava raccontare, quella territoriale, e devo dire poi mi è abbastanza stata confermata questa cosa dalle storie che a loro volta mi raccontano le persone, non è la più rilevante, mentre invece lo è moltissimo sicuramente la gabbia dello sguardo, come diceva Manuela, ma in generale quella del potere maschile. Era impossibile raccontare questo romanzo in maniera coerente, realistica, senza partire da un presupposto che il rapporto di potere tra uomini e donne ancora oggi non è paritario, ma sicuramente negli anni che racconto io, tra anni 20 e anni 80, non lo era. Era proprio andava in una direzione sempre univoca, quindi quelli che decidono in questo romanzo nel bene e nel male, quelli che fanno andare la storia in una direzione o nell'altra sono sempre gli uomini. Le donne sono delle entità passive in questa storia, ma questo non vuol dire che non siano protagoniste della storia, come appunto hanno raccontato tanti momenti anche della nostra storia collettiva, per esempio il voto del 46. Sì, e anche il potere economico, no? Mi viene da pensare, insomma, soprattutto in entrambe le storie, ma soprattutto nella tua. È interessante questa cosa che tu dici, che insomma il dato geografico non è il dato principale, però c'è un'altra cosa che accomuna, almeno in parte, le due storie, che è il periodo storico, no? Tu hai sottolineato, no? Come anche la storia, tra virgolette, con la S maiuscola, quindi i grandi eventi, il voto, le leggi, eccetera, entrano nel tuo romanzo, e anche in Resta come sorella, insomma, l'analisi storica è precisa, anche perché Emanuela è di formazione, insomma, una storica, dunque c'è una ricerca specifica. Mi viene da farvi questa domanda. Abbiamo presentato qui anche 2 settimane fa un altro romanzo di Alessia Gazzola, quindi di un altro genere, di un altro stile, ma anche la sua protagonista è ambientata nella Londra degli anni 20. È stata una casualità, in realtà non è stata voluta, ma mentre ci pensavo dicevo, ma stiamo ripartendo un po' da lì, no? A raccontare delle storie che si sviluppano in luoghi diversi, in modalità diverse, però di fatto stiamo tornando un po' al secolo scorso. Cosa hanno ancora da dirci queste donne oggi? Dunque è passato un secolo, ora io nelle scuole incontro i bambini degli anni 20, mi fa un po' strano perché dico, se avete esattamente 100 anni meno dei miei nonni, e quindi è un po' uno shock, e incontro in molti romanzi personaggi che vivono in quegli anni lì, ma che effettivamente hanno molto da raccontarci. Quindi vi chiedo un po' una riflessione, no, su questo tema anche storico in rapporto con l'oggi, la storia con la S minuscola, le storie che raccontate in rapporto con il loro periodo storico e con l'oggi, perché ancora oggi ne abbiamo di passi, no, da fare. Emanuela, cosa dici? Questo è un altro tema di cui molto si discute, perché è indubbiamente vero che c'è un grandissimo interesse per il romanzo storico e c'è chi lo rimprovera, la narrativa italiana, perché non sapete raccontare i nostri giorni, il che potrebbe anche essere legittima come obiezione. Il problema è che in linea di principio uno scrittore non sceglie la sua storia, è la storia che sceglie lo scrittore. Scegliere a tavolino, dire no, scrivo sulla modernità perché serve, è una cosa che io non saprei fare. Uno scrittore risponde alla chiamata di una vicenda, di un personaggio, non risponde alla contingenza della contemporaneità, qualunque essa sia. Quindi voglio dire, si dice spesso si può scegliere cosa si legge, ma non si può scegliere cosa si scrive, quindi se ti viene quella storia lì non ci sono tante alternative. Però è un dato di fatto, che effettivamente dalla contemporaneità si tende a rifugire. Io mi domando se non sia una forma, come dire, di psicodinamica elementare applicata alla narrativa. I tempi che viviamo sono talmente spaventosi che forse diventa in qualche modo una forma di protezione raccontare il passato, però è vero anche che il passato serve a capire meglio quello che siamo oggi. Io in particolar modo sugli anni 20 mi sono orientata perché c'è un dato proprio del breve periodo storico compreso tra la fine della Prima Guerra Mondiale e l'avvento, diciamo, l'istituzionalizzazione del fascismo. Non sono tanti anni, sono 5 o 6 anni, e il dato che mi ha attratto, che mi ha legato a quel periodo storico è stato, studiando, prendere atto che quello è stato un momento in cui
cui tutta la storia dell'emancipazionismo femminile italiano, che era partita intorno agli anni 80 dell'Ottocento, era arrivata a ottenere dei risultati veramente importanti, cioè le donne italiane negli anni 20 erano un passo dal fare un salto in avanti davvero significativo. Tenete conto che il voto alle donne in tutti i paesi occidentali, con pochissime eccezioni, è arrivato nel decennio fra il 1910 e il 1920. Noi siamo uno dei pochissimi paesi che fa eccezione, e anche le donne italiane erano in quel punto. Effettivamente era un tema molto sentito a livello di dibattito pubblico, se ne parlava sui giornali. Addirittura nel 1919 la Camera dei Deputati, composta di soli uomini, perché nel 19 le donne era precluso l'accesso alla carriera politica, votò a larga maggioranza il suffragio femminile. Poi però il governo cadde, perché parliamo degli anni della caduta convulsa di un governo dietro l'altro prima dell'avvento del fascismo, e quindi il progetto non è diventato legge. Però, per dire che era un tema veramente sentito, e però nel nostro paese è avvenuto quello che è avvenuto, cioè il fascismo. Il fascismo ha fatto letteralmente calare una saracinesca su tutta una serie di diritti, non solo i diritti delle donne, certamente, i diritti a 360 gradi, ma di fatto il fascismo ha bloccato l'evoluzione del paese, per le donne in particolare. E questa cosa per me, dal punto di vista, nell'ottica dell'occhio che può avere un narratore, è struggente. Io che amo molto la storia è piena di questi momenti in cui ci si trova a un bivio, no? Le cose potrebbero andare in un modo o in un modo completamente diverso. A volte è veramente uno scarto minimo che decide in una direzione o nell'altra. In Italia eravamo veramente a un passo dall'affermazione dei diritti delle donne in maniera sostanziale, arriva il fascismo e devia, e fa sì che questo fondamentale diritto, che è la base della parità, cioè il diritto di voto, noi lo dobbiamo aspettare altri 25 anni. Per cui io spesso mi chiedo che cosa sarebbe stato della storia delle donne in questo paese se noi avessimo cominciato a votare nel 20, nel 21, nel 22, invece che nel 46, come di fatto è stato. È un cambiamento veramente rilevante. Quindi questa è la ragione per cui a me attraevano gli anni 20, perché era questo specifico tema che mi interessava. Ma io devo dire, ho fatto essendo una storia che va avanti e segue tante protagoniste, nell'architettare questa storia, poi all'incirca il suo inizio è venuto fuori negli anni 20, iniziarla negli anni 20 permetteva di avere una protagonista che era in età matura e già in età da voto nel 46, di conseguenza di avere sua figlia che era una donna giovane ma già madre negli anni 50, quindi quando arriva il boom, quando arrivano gli elettrodomestici, quando arriva la piccola rivoluzione, che però è stata una grande rivoluzione, quindi quella effettivamente del supporto tecnologico alla vita delle donne. E di conseguenza poi tutte le figlie, Patrizia, Lavinia e Marinella, ognuna di loro era, come dicevo prima, entità passiva però protagonista del tempo che stava vivendo. Nel mio caso, in realtà io non penso che il mio sia un romanzo storico tecnicamente, è un romanzo che ha uno sfondo storico che è stato difficilissimo gestire, come Emanuela può testimoniare, perché è uno sfondo storico che ancora nelle ultime revisioni del romanzo aveva tantissimi errori, perché si concentra sulla storia media, quella con la S media, quindi non precisamente sulle storie delle persone, neanche sulla storia grande, sebbene esistano entrambe le cose nel romanzo, ma sulla storia, diciamo, del costume, la storia di alcuni eventi culturali che ci hanno definite come paese, che sono nell'immaginario di tutti e di tutte, e fare ricerca su queste cose è stato molto difficile. Capire se la bambola Susanna nell'anno in cui a me interessava, nel 1964, era già un personaggio del marketing, è stata forse una delle ricerche più lunghe che ho fatto. Un sacco di film io li avevo collocati nell'anno esatto in cui sono usciti. Questi film uscivano negli Stati Uniti in quell'anno, prima che arrivavano in Italia, passavano 4-5 anni negli anni 70, quindi è stato un lavoro di riconnessione con questa storia che spesso non è tracciata per iscritto, ma che è presentissima nella memoria delle persone, perché magari uno non si ricorda l'anno del primo governo Andreotti, però si ricorda che film c'era in sala, il primo appuntamento che ha fatto con l'uomo che poi è diventato suo marito. Quindi se poi si sbaglia queste cose, i lettori e le lettrici vengono alla presentazione e ti dicono: ma guarda che Paradise non è la colonna sonora di Laguna Blu, è la colonna sonora di Paradise,
Paradise, seguito del 1900, e questo è molto bello perché è una storia dove in quella storia lì si creano connessioni, e quindi ricordando in effetti che atmosfera c'era in quell'anno, poi tu ti ricordi anche che cosa succedeva nel mondo in quell'anno. Però sì, è estremamente difficile scrivere la storia in questo modo. Sono indecisa tra 8 domande che ho in testa, provo a riassumerle il mio pensiero in una. No, mi ha distratto questa cosa del dettaglio perché è proprio vera. Adesso faccio una piccolissima parentesi così per farvi sorridere. Siccome giovedì intervisterò una scrittrice con le scuole a Pordenone che ha scritto un libro sui bambini di Gaza, insomma per ragazzi, e in questa storia c'è un Game Boy. È ambientata 20 anni fa, però questo Game Boy ha tipo da mettere in pausa, ha un tasto, e un ragazzino che ho incontrato delle medie mi ha detto no, guarda che non esiste quella versione di Game Boy, quindi ho detto vedi il dettaglio, come a volte ho detto dillo alla scrittrice, o che le è sfuggito o è stata una scelta, ha voluto insomma modificare, però effettivamente anche quelli che possono sembrare dei dettagli banali, sicuramente quando si scrive hanno una certa importanza, una certa rilevanza. Mi incuriosiva farvi una domanda anche proprio su questo tema della sorellanza, no? Nel caso del romanzo di Manuela Canepa c'è proprio nel titolo, resta con me sorella. In realtà la sorella non è una sorella di sangue, ma è una sorella di cuore, di amicizia. Nel tuo romanzo invece queste 3 sorelle hanno in comune il cognome, così torniamo al titolo. Non sempre una sorellanza fatta una scelta, una passione come può essere un'amica, hanno anche dei momenti di grande scontro le 3 sorelle, ma anche di sostegno reciproco, c'è un rapporto forse un po' più conflittuale, però la sorellanza è più di sangue che una scelta. Mi viene da pensare anche agli altri personaggi femminili che possono essere le suore in un caso, le signore del paese nell'altro, e mi viene da pensare come a volte l'emancipazione femminile è proprio anche frenata dalla non sorellanza o dall'invidia o dagli ostacoli che le donne stesse mettono alle altre donne. C'è solo una scena del suo romanzo che le ho detto quanto mi ha dato fastidio quel momento, perché ve lo spoilerò, poi è bello leggerlo comunque, ma c'è un momento in cui la sorella di mezzo, Lavinia, partecipa a un concorso per recitare, ora non mi ricordo esattamente, ma insomma per esibirsi, le arriva la lettera positiva insomma per fare il secondo step di questo concorso, ma la sorella gliela nasconde. Quando lei la trova ovviamente va su tutte le furie, e questo mi ha fatto pensare a come a volte sono proprio le donne, no? Anche che ostacolano lo sviluppo delle altre donne. Quindi vi chiederei una riflessione su questo, quindi sul tema della sorellanza, dell'amicizia, che può essere lo strumento più potente che abbiamo in mano, ma anche un'arma un po' a doppio taglio, no? A volte che non funziona. Vedo che fai di sì con la testa, evidentemente hai qualcosa da dire su questo tema. No, penso che tutti avremo qualcosa da dire su questo tema, siccome sorellanza è una parola che va molto di moda, no? Sapete che le parole passano, no? Per le mode, fino a qualche anno fa c'era resilienza, che si sentiva molto, adesso va molto di moda sorellanza. Io penso che qualunque essere di sesso femminile che abbia più di 15 anni ha fatto esperienza del fatto che non basta certo mettere 2 donne in una stanza perché scatti. Grazie, che ho fatto? Mamma mia, no, la cimice no. La cimice no. Questa è la prima volta che mi capita una cimice. No, era proprio una cimice. Grazie. Non è sorella. Ho temuto, dato il tuo intervento, che era quello un ragno, una biscia doveva essere, se no non saresti intervenuta. È bellata. Grazie. Mi hai salvata. Dunque, dicevo, la questione è che non è sufficiente essere 2 donne o 3 donne o un certo numero di donne perché scatti la sorellanza, a parte il fatto che c'è sempre un discorso più, come dire, complesso e anche più doloroso che a cui mi capita molto spesso di pensare, e cioè che se noi siamo una società ancora non risolta dal punto di vista patriarcale, certamente abbiamo fatto molti passi avanti rispetto agli anni 20, ma lo sappiamo tutti che non siamo ancora ai tempi della piena parità, sarebbe in un certo senso fortemente offensivo nei confronti delle donne pensare che se questo accade dipende solo dagli uomini, cioè in un certo senso sarebbe una sottostima del potenziale delle donne. Il patriarcato per stare in piedi ha bisogno di
tutti, degli uomini tanto quanto delle donne, quindi viene sostenuto in uguale misura dagli uni e dagli altri, per cui in generale è una dimensione che si oppone alla tolleranza, che non la rende particolarmente fruttifera. Detto questo, e detto quindi che io sono molto prudente nell'uso del termine sorellanza, perché veramente le donne sono capaci di farsi molto del male a vicenda, quando la sorellanza funziona, per me ha un potenziale e un'energia senza pari. Io osservo con molta attenzione le relazioni delle persone che mi sono vicine, perché poi diventa alimento per me, per quello che scrivo. Ne parlo molto spesso con mio marito, che pure è un uomo molto attento alle dinamiche femminili. Esamino il modo in cui lui si relaziona con i suoi amici. A me pare di poter dire che l'amicizia maschile, che ha moltissimi aspetti bellissimi, soprattutto di forza e di supporto reciproco, non è dotato però di quel potenziale di intimità e di trasformazione che invece ha l'amicizia femminile. Cioè all'interno di una relazione femminile che funziona è veramente possibile per tutti i membri che ne fanno parte, come dire, attingere una forza di trasformazione, di cambiamento, prima di tutto di chiarezza, perché il parlare chiarisce le nostre relazioni emotive, per cui parlare con un'amica sincera diventa un riflesso fondamentale per farci capire il mondo che ci circonda, e poi è una relazione che genera forza in grado di determinare un cambiamento. Io faccio sempre questo esempio perché a me fece moltissima impressione. Mio marito aveva un amico fraterno al liceo, sono cresciuti insieme fino ai 30 anni e questo amico è morto in un incidente automobilistico, un incidente in moto. Lui era figlio di una ragazza madre. Loro sono stati amici, ma veramente erano due fratelli, dai 16 anni fino a quando, 32-33 anni, lui è morto. Quando è morto io ne ho parlato ininterrottamente con mio marito che era devastato, ed è capitato che gli chiedessi, ma insomma, sua madre è una ragazza madre, cioè qual è la sua storia? Questo padre è sparito, è scappato, l'ha abbandonata. E lui, che grande serenità, mi ha detto: non ne ho la minima idea. Cioè, una cosa che fra due donne legate da un rapporto di questo genere non sarebbe umanamente pensabile, no? Anzi, noi lo sappiamo anche di chi non è nostro amico. Ma anche di chi non è neanche amico, anche nell'ambito di rispetto. altre dimensioni. Per questo voglio dire che l'amicizia fra donne, quando funziona, genera un livello di intimità che ha una forza, una potenza che realmente è impagabile nella vita. Grazie per questa riflessione. Lancio la palla, prendo la palla, lancio la palla. Ma io sono stata, credo, molto fortunata perché ho una storia di relazioni femminili estremamente fruttuose, non solo da un punto di vista personale, ma non lo so, i ringraziamenti del mio libro non l'ho fatta apposta, ma sono quasi tutte donne. E in effetti a me stupisce sempre, c'è da poco stata la stagione dei premi cinematografici, voi fate caso, quando gli uomini salgono sul palco, gli attori e i registi ringraziano per lo più la moglie, il cui in genere è grazie di essere stata a casa coi figli mentre io facevo il genio, oppure la mamma, la mamma è sempre la mamma. E invece le donne hanno una storia di ringraziamenti di altre donne. Dietro una regista c'è quasi sempre una produttrice, c'è probabilmente a fianco una sceneggiatrice, ci sono le attrici, le registe sono quasi le uniche che ringraziano quando vincono le attrici, e il rapporto, come sapete, regista-attrice non è paritario sul set. E questo a me commuove sempre moltissimo, perché in effetti personalmente io penso che tutte le cose che mi hanno dato soddisfazione nella vita le ho potute fare perché qualcun'altra ha creduto che le potessi fare. Questo per mia fortuna, per il caso, perché la vita è randomica, però è sempre successo grazie a un'altra donna. Mi spiace, ma è così. Da un punto di vista invece, dando una risposta un po' meno personale, più riferita al quanto è interessante il legame di sorellanza, come diceva Emanuela, per scriverci sopra delle storie, il romanzo della mia vita, non so se è il mio preferito, però è sicuramente il romanzo della mia vita, è Piccole donne, che è un romanzo che racconta delle relazioni tra familiari, è un romanzo ambientato in una manciata di stanze, non è che ci siano queste grandi descrizioni alla Tolstoi, però è un romanzo che sviscera le relazioni tra persone in una maniera eccezionale. E queste sorelle che Louisa May Alcott racconta sono state un grande modello, soprattutto un modello di conflittualità
che è forse la parte interessante del legame tra sorelle e tra fratelli, perché è un legame che si basa sulla conflittualità e il cui passo in genere a uno step successivo è dato dalle cose, dai conflitti che scegli di abbandonare con tuo fratello o con tua sorella e quelli che invece ti accompagneranno tutta la vita. E per chi scrive, io credo è un legame estremamente interessante, perché non è un legame dato come quello coi genitori, non è un legame che ha così tanti muri, così tante regole, cioè con tuo fratello, con tua sorella puoi essere in effetti molto più sincero, e al tempo stesso però è un legame che arriva, cioè che non ti sei scelto come gli amici, quindi a volte serve tutta la vita per costruire il rapporto con una sorella, con un fratello, e molto spesso ci si fanno delle cose terribili tra fratelli, tra sorelle, come le protagoniste del mio libro, come Amy fa a Joe, come in molte fanno a Meg, poveretta, e quindi diciamo che secondo me questo tipo di relazione davvero ti permette di spaziare e di creare tantissime cose, perché è un legame sempre in evoluzione. Grazie, e guardo anche voi perché voglio lasciare spazio anche se qualcuno di voi aveva qualche domanda. L'altra volta insomma ce n'erano e mi sono accorta tardi, quindi palesatevi insomma se avete delle curiosità o delle cose che volete dire, altrimenti intanto continuo io ancora con un paio di suggestioni. Ecco. Mi incuriosiva sapere anche, così a titolo anche di curiosità, cosa vi è piaciuto di più del romanzo dell'altra, no? Ve l'avevo un po' anticipata questa domanda, perché come dicevo, probabilmente lo conoscete, dice no, io l'ho visto proprio nascere questo romanzo. Anzi, quindi probabilmente non ne può più, credo. Ecco, però credo che sia bello dare anche così un parere dal punto di vista proprio di chi lo legge anche il libro, quindi voi conoscete il vostro perché l'avete scritto, l'altro perché in qualche modo l'avete letto, e così mi piacerebbe sapere cosa vi è piaciuto di più, qual è il messaggio secondo voi più forte del libro dell'altra in questo caso. Ma guarda, più che altro a me viene in mente, perché ascoltavo la prima risposta di Aurora, mi ha fatto tornare in mente l'atmosfera della classe. Noi ci siamo conosciuti all'interno di una scuola, gli inizi, perché poi ormai comincia a essere passato qualche annetto, quindi chiaramente poi si è sovrapposta all'uscita del romanzo, lo straordinario, meritatissimo successo che ha avuto, quindi oggi, poi Aurora è stata sempre, l'ho vista dalle prime presentazioni, non tutti sono subito sciolti col microfono in mano, lei è proprio nata per presentare le cose, proprio ci va come se non avesse mai fatto altro nella vita, e mi è tornato in mente che questo è anche il suo atteggiamento come narratrice. Questa è una cosa che mi colpiva molto durante le lezioni, quando lei così ci vedevamo una volta al mese, lei riportava il lavoro fatto nell'ultimo mese, le riflessioni, quello che aveva scritto. Lei ha una sua straordinaria facilità narrativa, ma vorrei dire addirittura felicità narrativa. Questo lo dico perché la maggior parte degli scrittori sono persone tormentatissime che ti dicono: io per tirar giù una pagina ho dovuto soffrire le pene dell'inferno. No, Aurora è gioiosa, cioè lei si divertiva come una matta. Direi che addirittura ho questa sensazione quasi di valanga, no? Ha cominciato un po' prudentemente, poi mano a mano che andavamo avanti con le lezioni proprio veniva e si capiva che aveva preso il via, si divertiva. Ecco, lei è una narratrice, uso con molta attenzione questo termine, secondo me lei è una grande narratrice popolare, nel senso altissimo della nostra tradizione, nel senso della Edda, nel senso della Serao. Lei ha la facilità e felicità di raccontare le storie, e questo secondo me nel suo romanzo si sente moltissimo. Sì, è vero, è una bella risposta, la confermo, c'è proprio questa freschezza e questo piacere che arriva sicuramente. Adesso metto la mia faccia robot per non farvi vedere l'emozione. Allora, facciamo anche le campane, guarda. Infatti, ma più di così basta, è la mia consacrazione. 7 minuti di campane. Ma mi sentite? Sì, anche nonostante sì. le campane. Ma allora, nello specifico di questo romanzo, a me è piaciuto moltissimo il modo in cui Emanuela è partita alla fine da un archetipo, perché il legame tra due donne come sono Anita e Noemi è un legame in qualche modo archetipico della narrativa, dove c'è una
protagonista, diciamo, che si fa guidare, l'altra che guida, anche se loro si scambiano molto poi i ruoli. Non lo so, quella che l'ha reso più famosa è Elena Ferrante, però in realtà ci sono moltissime relazioni di questo tipo, e in realtà il modo in cui effettivamente questa relazione, come diceva lei all'inizio, apre spazio e apre futuro per queste due protagoniste. L'ho trovato, diciamo, la solita un po' svolta di originalità che Emanuela ha nei suoi romanzi, dove tu a un certo punto credi che lei ti stia portando in una direzione e poi ti porta in un'altra direzione. E poi Emanuela è una grande scrittrice di relazioni. Io in questo momento, anche per la cosa che sto scrivendo, ho sul comodino il suo secondo romanzo, Insegnami la tempesta, che è il mio suo preferito, e secondo me quel romanzo è davvero un intreccio costruito in una maniera veramente sapiente, quindi secondo me è una delle cose più difficili da scrivere, la relazione fra persone, perché o diventa una cosa che abbiamo già letto 1000 volte, o diventa una cosa, vabbè, ok, dove puoi fare qualunque cosa. Se si riesce a evocarti qualcosa che hai vissuto, qualcosa che avresti voluto vivere, qualcosa che ti risuona, secondo me la missione è compiuta, ed è davvero molto difficile che accada. Sono personaggi vostri a cui ci siamo affezionati, a cui ci si affeziona, a cui vi affezionerete se vi regalerete il tempo per leggere questi romanzi. Mi viene da farvi una domanda che so che non è tanto gradita, però è sicuramente una curiosità che non è solo mia, quindi do voce a una richiesta che spesso magari mi sento anche fare quando ci sono questi incontri. Ci saranno degli sviluppi, questi personaggi restano in questi romanzi? Chiedevo anche prima, quindi un po' la so già la risposta, ma la condividiamo, ad Aurora, che presenta molti personaggi che potrebbero anche prestarsi magari a insomma, Marinella la lasciamo giovane, ecco, quindi potrebbero prestarsi a un sequel. Se ci saranno altri sviluppi o sotto altre forme artistiche, non lo so, se magari vedremo i personaggi anche in altre forme, o se insomma queste storie nascono e si chiudono qui, e se volete dirci qualcosa insomma di dove avremo modo di leggervi ancora in qualche modo. Allora, per quello che mi riguarda, a proposito mi viene in mente il discorso che faceva prima Aurora sulle etichette che ti mettono gli editori. Ecco, quando un romanzo ha successo, stai tranquillo che l'editore è contentissimo se tu vuoi scrivere il secondo, il terzo, il quarto, la saga. Lui proprio è entusiasta e anzi a volte ti fa anche una certa pressione per ottenere questo risultato. Io proprio non lo concepisco, ma non per questo romanzo in particolare, in generale non riesco a immaginare, cioè per me il romanzo nel momento in cui viene pubblicato è qualcosa di così distante da me, distante in senso buono, non che non me lo senta più mio, però è qualcosa di compiuto, per cui non mi verrebbe mai in mente di fare un seguito. Certo, quando scrivi non puoi mai sapere cosa accadrà. Mi viene in mente la Ferrante, che più di una volta ha spiegato che lei ha cominciato la sua quadrilogia, mica voleva scrivere una quadrilogia, lei aveva una certa storia in mente, ha cominciato a scrivere e semplicemente si è resa conto che occupava troppo spazio per essere un romanzo solo. Quello non lo puoi sapere se ti verrà fuori una cosa così, però tendenzialmente progettare una saga a monte è proprio una cosa che non riesco a sentire. Per me un romanzo è un universo concluso, insomma, una volta che è chiuso non c'è motivo di tornare lì. Ma io anche per come l'ho architettato questo romanzo, che appunto è un romanzo dove ogni personaggio occupava una porzione di tempo, e il romanzo diciamo si conclude con un inizio. Questo inizio riguarda il personaggio di Marinella e dunque ha senso che finisca così, non ha motivo per cui finisce in realtà senza motivo nel 1983, cioè in un anno che non ha ragione d'essere, perché in realtà serviva però che Marinella avesse quell'età e fosse in quel momento della sua vita. E quindi per me non c'è necessità di portarlo avanti e di portarlo avanti nel tempo, perché tutte le cose che dovevo dire su questa storia credo di averle già dette. Poi ovviamente più ci si allontana dalla storia che hai scritto, più tu vorresti riscriverla meglio altre volte, ma per fortuna non ci permettono di farlo, sennò sarebbe terribile. E quindi no, diciamo che nessuno di questi personaggi nella mia idea ha uno sviluppo
suo futuro, però quello che per me è un grande privilegio è che questo libro è uscito nel 2023 e ancora sta sulle librerie, quindi il libro continua a esistere per quelli che ancora lo devono leggere, quindi non è vero che è finito, il libro è lì, e quando un libro si ha il privilegio che è pubblicato, in realtà la sua vita va avanti, quindi non serve per forza che bisogna scriverci ancora sopra altre cose. No, assolutamente, sono d'accordo su questa cosa, che il libro non è finito e anzi continua. Io appunto parlerò dopodomani di un libro edito credo almeno 3 o 4 anni fa da HarperCollins, che è Un giorno e una donna di Nicoletta Bortolotti, che è un romanzo attualissimo, molto bello, interessante, tanto quanto i vostri. Dunque andate a casa almeno con 2 consigli di lettura, se non di più. Io appunto vi chiedo se avete delle suggestioni, altrimenti davvero lascerei lo spazio anche per così delle chiacchiere informali nel momento dell'autografo dei libri, ma non so Nadia se avevi forse tu una curiosità. Ah, già fatto, già esaudita. Ok, scusa, mi sembrava di aver colto. Sì? Ecco, domanda sul futuro, futurissimo. Non so, penso di finirlo entro quest'estate, ma non so bene che destino editoriale avrà, quindi non so quando potrà uscire. L'opera è quasi... Sì. C'è, sul comodino c'è. E io sono invece proprio in quella fase in cui lo prendo, lo smonto, non con la stessa felicità di quello che raccontava Emanuela, ma lei me l'aveva detto, mi ha detto guarda che si esordisce una volta sola, si è felice una volta sola. Non ha detto così, questo lo sto dicendo io. E questo libro non ha la stessa felicità, ma non perché io non sia felicemente lo scrivo, sono sempre felicemente lo scrivo, però ho un sacco di ansia addosso, di angosce, di aspettative, tutte ovviamente autoproiettate, nessuno mi mette ansia, devo dire il mio editore per nulla, perché è piuttosto felice di questo libro, tra l'altro, quindi va bene così. Però io sto proprio affrontando un'altra fase in cui mi aspetto tantissimo da questo secondo libro e mi fa schifo ogni giorno, cioè lo rileggo ed è orrendo e quindi lo cancello, lo metto via, quindi è molto travagliata la cosa, diciamo che ha un terzo e diciamo certi giorni mi piace molto, certi giorni non mi piace per niente, quindi è un momento molto duro. Forse la chiave sarà quando l'editore ti dirà entro domani dovrai portarmelo, e quindi in quel momento chissà, la creatività ha i suoi percorsi. Io veramente vi ringrazio per la vostra attenzione, ringrazio questa rassegna che ci ha dato la possibilità di dialogare insieme. Vi ricordo che c'è un appuntamento giovedì sui disturbi alimentari e poi domenica con le poesie di Alda Merini. Portate a casa il volantino, perché sono veramente occasioni d'oro anche per regalarsi un po' di tempo per ragionare, incontrare e riflettere su alcune questioni. Vi ringrazio tantissimo le nostre ospiti, Emanuela Canepa e Aurora Tamiggio, grazie. Siamo qui, ecco, c'è la libreria, siamo qui e buona serata a tutti, grazie. Grazie Lucia.